Oggi giornata specialissima, riapriamo questo nostro live e continuiamo questa giornata dedicata al mondo di Io Compro Siciliano, ma soprattutto alla nostra meravigliosa Sicilia, al suo territorio, alle città che raccontano cultura, tradizione, imprenditoria, turismo. Insomma, oggi in questa giornata speciale, dopo avere insieme a voi superato i nostri 250.000 amici, siamo a 250.093 amici e quindi questo momento di festeggiamento, vogliamo continuare questo appuntamento. Vi dicevo, vi porteremo in una delle città più belle della Sicilia, arriviamo a Castelbuono. Castelbuono è un punto di riferimento per il turismo, non solo quello regionale, non solo quello italiano, ma quello internazionale. Sono tanti i motivi che portano i turisti a visitare la bella città di Castelbuono. Lo accennavo poc'anzi, il magnifico castello che racconta la sua storia, all'interno le reliquie del teschio di Sant'Anna, che tra l'altro fa correre fedeli da ogni parte del mondo per questo evento che ogni anno si rinnova nel mese di luglio, ma ancora la città della manna, la città della tradizione del panettone, sapete, l'azienda Fiasconaro, vi racconterò nel corso della puntata anche una piccola chicca, e poi le tante iniziative culturali che creano indotto economico, creano promozione del territorio. Beh, oggi noi ne parleremo con un amministratore della città e ne parleremo anche con un giornalista. Io ne approfitto, iniziamo subito con il nostro primo ospite. Abbiamo con noi il dottor Rosario Mazzola. Buongiorno, benvenuto e Buongiorno, bentrovato. buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano che ci seguono. Grazie, grazie e Rosario complimenti, Mazzola, complimenti per i numeri estremamente importanti che avete raggiunto e credo sia soltanto un primo step verso numeri ancora più alti. Complimenti. grazie, grazie davvero al dottor Rosario Mazzola. Allora, il dottor Rosario Mazzola è un giornalista, è un editore, è un cronista sportivo, collaboratore del Giornale di Sicilia. Lui ha anche cura ed è responsabile di un periodico legato alla città di Castelbuono che è Supra U Ponti, avremo modo di parlare, Esatto. poi è anche direttore artistico di importanti manifestazioni e anche qui fra poco ne parleremo. Però, dottor Mazzola, vorrei introdurre anche in questo nostro appuntamento un'altra figura molto importante legata alla promozione del territorio, del turismo, ma anche un grande conoscitore di quello che è il mondo agricolo, del mondo enologico. Lui è anche, ricopre un ruolo istituzionale perché è anche assessore al turismo. Mi piacerebbe chiamare con noi il dottor Dario Guarcello. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno, buongiorno Katiuska, buongiorno Rosario, buongiorno a tutti gli spettatori. Faccio la premessa, non sono dottore. Va sono, bene? uno- sono un uomo del popolo che lavora per la sua cittadina e che ha preso la sua laurea con anni di esperienza negli Stati Uniti, ma non sono laureato, ecco. Quindi Va bene, il- va non mi bene. Per prendo noi è titoli che non ho, non mi importante, prendo per noi titoli è che non ho, importante, non per mi noi prendo è, titoli che allora, non ho. sì, noi siamo felici quest'oggi di poter parlare del territorio. Lo facciamo con due figure molto particolari che ormai da tanti anni si dedicano proprio a quella che è la promozione della città di Castelbuono, ma anche di quella che è a 360 gradi il mondo siciliano. Partirei proprio da lei, Assessore. Lei ricopre il ruolo di assessore al turismo. Noi spesso durante i nostri live parliamo di qualità dell'accoglienza, di quanto è importante oggi a maggior ragione dedicarsi alla qualità
anche rispetto ad un turismo che sarà sicuramente differente e al quale bisogna a maggior ragione proporre un'alternativa importante. Cominciamo da qui. Assolutamente. Intanto vi faccio anch'io i complimenti per le 250.000 persone raggiunte. Devo dire che è il primo assembramento in sicurezza in Italia del quale sento parlare, perché siamo un po' tutti distanti, siamo un po' tutti da casa. No, fare l'assessore a Castelbuono devo dire che è un orgoglio personale, un orgoglio che ogni giorno va mantenuto, perché amministrare una cittadina così vivace, così allegra, così bella esteticamente, con una qualità sull'accoglienza che pochi altri posti al mondo hanno, e questo ce lo dicono i nostri turisti. Ma devo dire che tutto ciò è la sintesi di tante piccole eccellenze, perché noi, come anticipavi tu, abbiamo eccellenze nell'artigianato, eccellenze nell'ambiente, eccellenze nel commercio, eccellenze nell'agricoltura, eccellenze nella cultura, e la sintesi di tutto questo è il turismo alla fine, perché non si fa turismo se non si ha questo pentagono chiuso e chiuso bene. Il turista va accolto, il turista deve mangiare bene, deve avere dei luoghi dove visitare, deve avere una popolazione accogliente, ecco, che sia sempre disponibile a farti sentire a casa pur essendo lontano da casa, e in tutto questo va chiusa la cornice con gli eventi, perché il turista non va neanche annoiato. Perché dico sempre che la vacanza a Castelbuono è una vacanza perfetta, e ce lo dicono i nostri turisti, perché tu qua hai i musei da visitare, 30 ristoranti da poter provare, quindi diciamo che la vacanza perfetta è formata o da 15 giorni pranzo cena o da 30 cene, quindi un mesetto, il mare a 10 minuti, la montagna a 5 minuti e tanti servizi. Noi i servizi al turista per noi sono fonte primaria, non arrivare mai a Castelbuono senza una brochure in mano. Ora adesso abbiamo messo anche dei totem elettronici che ti permettono di vivere la città e sapere un po' tutto ciò che succede intorno, essere diciamo al corrente dei prezzi dei musei o qualsiasi cosa, perché chi viaggia sa bene che il turista non ha bisogno soltanto di tutto quello che ho elencato, ma ha bisogno anche dei negozi, ha bisogno del meccanico, ha bisogno di avere tante offerte e tanti servizi che deve trovare subito, perché se il turista trova subito il meccanico tramite un marchingegno o un'app che glielo permette, sicuramente dirà: oh, questo paese è organizzato, non ho avuto difficoltà a riparare la macchina o a comprare i vestiti se magari la valigia rimane all'aeroporto. Quindi per noi il coccolare il turista è la base principale, ma ce l'abbiamo nell'indole, ce l'abbiamo nel DNA di ogni castelbuonese. C'è l'abbraccio, oggi l'abbraccio chiamiamolo virtuale, di ogni persona che ci viene a trovare. Ecco, il turista è sacro per noi. Assolutamente, siamo in piena sintonia, Assessore. Noi spesso, quando parliamo anche, abbiamo nei nostri live magari titolari, gestori di attività di ricezione, diciamo sempre importante quello che poi lei poc'anzi ha detto, e utilizziamo proprio questa frase, no? Il fatto di sentirsi a casa, lontano da casa, è la cosa più bella per un turista, perché poi è quello che si porta dietro. È importante, naturalmente, oltre che una città che poi possa accogliere in questo abbraccio virtuale, possa accogliere e possa anche proporre una sfaccettatura culturale veramente dai mille colori. E qui mi sposto dal dottor Mazzola. Dottor Mazzola, lei oltre ad essere un giornalista, tra l'altro mi piacerebbe anche dire, comunicare al popolo di Io Compro Siciliano, lei ha vinto tantissimi premi nazionali, magari pochi lo sanno, invece mi piacerebbe questa cosa anche dirlo. Lei ha vinto tanti premi, è davvero da sempre dedicato alla cultura e al territorio. È anche direttore artistico di una manifestazione appunto che si svolgerà a Castelbuono, ma partiamo un po' da quello che è importante in un tessuto sociale, la cultura.
Sì, sfondi una porta aperta sulla cultura a Castelbuono, perché Castelbuono da sempre, nei suoi 700 anni, è stata culla di cultura, grazie ai Ventimiglia che fondarono sul casale di Psigro, il castello che oggi ammiriamo tutti. È stato sempre un mondo fervente di cultura, una vera e propria culla di cultura, e oggi noi che nel DNA, noi castelbuonesi, ce lo troviamo dentro, abbiamo un vanto, ad esempio nel campo giornalistico. Una piccola cittadina come Castelbuono, con meno di 10.000 abitanti, può contare su 3 giornali periodici locali, quindi una cosa importantissima. Un giornale addirittura che è alle soglie dei 100 anni di vita, diventando uno dei periodici più antichi d'Italia. E poi tanti colleghi, tanti scrittori, ma non solo cultura letteraria, anche scientifica. Abbiamo, oltre il museo civico, abbiamo la presenza del museo naturalistico intitolato a Francesco Minapalumbo, che è stato un grande scienziato dell'Ottocento, che ha fatto un lavoro straordinariamente bello, ed è un invito che faccio a tutti, perché quanto è esposto nei locali del complesso monumentale proprio San Francesco è qualcosa di straordinario. Quindi un invito ben preciso che vorrei fare, perché oltre il castello, oltre la piazza, oltre la bontà dell'accoglienza castelbonese, la bontà dell'enogastronomia castelbonese, c'è anche tantissimo da andare a scoprire anche nei piccoli vicoli di quelle strade con le pietre che chissà quanta storia hanno da raccontare. Io sono entusiasta di tutto questo, e da sempre ho cercato di trasmettere agli altri il mio entusiasmo e il mio amore per il mio paese, e devo dire che ho trovato molti prosegui. È vero. Rosario, lei mi raccontava fuori onda, perché si parlava un po' naturalmente di quelli che sono i prodotti conosciuti a livello internazionale, e naturalmente parlavamo dell'azienda Fiasconaro, e mi raccontava anche una situazione familiare, ma soprattutto mi raccontava un aneddoto carino, perché mi diceva che i prodotti Fiasconaro vanno oltre l'internazionale, perché vuole condividere con il popolo di Io Compro Siciliano la notizia di cui parlavamo poc'anzi. Sì, è una notizia di qualche anno fa, quando si parla ormai Fiasconaro è un'azienda che va in tutto il mondo. Io aggiungo, magari va anche oltre il pianeta Terra, perché i prodotti Fiasconaro, attraverso un viaggio della NASA, sono andati anche nello spazio, e quindi veramente prodotti che vanno oltre il confine planetario. È vero. Io torno un attimino dall'assessore, e poi Rosario torno da lei, perché vorrei parlare di un appuntamento importante che si svolgerà proprio questo fine settimana, ma torno un attimo dall'assessore. Assessore, lei è un grande conoscitore del territorio, al punto che ha grande esperienza nel mondo agricolo, nel mondo dell'enologia. È importante la promozione dei nostri prodotti, proprio per esprimere identità legata poi al territorio. Assolutamente sì, e devo dire che uno dei primi che mise gli occhi sui prodotti di Castelbuono è stato Carlo Petrini con Slow Food. Infatti noi abbiamo la manna che, come avevi ben detto prima, è un presidio, ma il miele di Apenera Sicula, che è prodotto dall'azienda Bergi, che è un altro presidio, quindi già avere 2 presidi Slow Food in un piccolo paese, devo dire, ci permette di poter vantare delle eccellenze. Ma abbiamo anche tanti piccoli produttori di grandi eccellenze. Abbiamo dei biscottifici molto importanti, ne ricordo qualcuno tipo dell'azienda Tumminello e l'azienda Forti, che sono un prestigio per la nostra comunità. Fiasconaro è stato la base, lo step per fare produrre panettoni anche ad altre attività locali. Abbiamo produttori di formaggio, abbiamo il San Nicola che è un formaggio tipico
nostro, adesso lo possiamo anche dire, che è prodotto dall'azienda Biddeci. I nostri oli sono molto richiesti perché abbiamo 6-7 aziendine che producono oli di nicchia e di una produzione particolare che per esempio è la Nerba e la Crasta, che sono due olive, tipologie di olive molto antiche. E abbiamo un'eccellenza enologica che è l'Abbazia Sant'Anastasia, che è l'unica azienda in Sicilia che lavora in biodinamico. Ricordiamo che in biodinamico fino a qualche anno fa in tutta Italia o in Europa erano un 7 o 10 cantine, quindi un po' la pazzia del lavoro biodinamico, l'agricoltura eroica la chiamo io. Tutto questo ci permette anche di fare collaborazione, perché molti dei nostri ristoranti utilizzano i prodotti a chilometro zero, al massimo siciliani, e tra di loro si fa collaborazione, si fa ricerca, si fa conoscenza. Una cosa particolare, per esempio, bella, e volevo dire prima sui nostri ristoranti, e me lo dicono questo sempre i turisti: se tu vai in un ristorante a Castelbuono e lo trovi pieno, il ristoratore non ti dirà mai si metta lì e attenda, ma ti indicherà un ristorante a 30-40 metri, collega, ti dirà guardi se vuole li chiamo io e gli prenoto il tavolo. E la gente non lo capisce. Professore, e questa è la bellezza poi di far la rete, la famosa rete, no? Perché Questo poi è il nostro sistema paese, noi lo chiamiamo sistema paese, ed è qualcosa che poi ci portiamo avanti da più di 30 anni e speriamo di non perderlo mai. Ecco. assolutamente no, e anzi devo dire, è capitato spesso durante i nostri live di parlare proprio a maggior ragione oggi dell'importanza di far rete, e questo è un messaggio molto importante e molto forte. Beh, io a questo punto tornerei da Rosario Mazzola. Rosario Mazzola, la nostra terra siciliana è una terra, beh, forse il nome è al femminile. Beh, forse lo leghiamo magari alla figura della donna, sta femmina che poi esprime la storia, il mito, la leggenda, ed è un po' un racconto. Siamo la terra, isole di carne, immensa mare della vita. È un po' questo racconto al femminile che ci sarà proprio tra musica, poesia e moda, grande protagonista di questa serata di domenica 9 presso il chiostro San Francesco proprio a Castelbuono. Direttore artistico Rosario Mazzola. Eh sì, è un grande appuntamento che si aggiunge ai tantissimi appuntamenti dell'estate castelbuonese. Castelbuono è famosissima per i suoi festival, dal Divino Festival che si è appena concluso al Jazz Festival, Ipsy Rock, che purtroppo quest'anno per ragioni legate a motivi di sicurezza post-Covid non è stato possibile fare, poi la musica classica e tanto altro ancora. Quest'anno ci siamo inventati un evento nuovo. L'evento appunto è legato al mondo della moda, della musica e della poesia, un happening che porterà la donna, la femmina proprio in primo piano. Il tema della serata di domenica 9 dalle 21:30 al chiostro San Francesco è il mito della donna siciliana, femmina come la terra, per cui leghiamo la bellezza, il mito, la leggenda della donna alla bellezza della terra in cui viviamo, la terra di Sicilia, la terra di Castelbuono. Saranno protagonisti di questo appuntamento la stilista castelbuonese Giusy Cusimano, bravissima, non anticipiamo nulla, ma abbiamo 20 abiti, 10 modelle, insomma è sarà stata ospite anche dei nostri live. Sarà straordinario. Avremo il momento della musica con due artisti locali bravissimi, e sono Manuela Cicero e Peppe Barreca, e poi il mondo della poesia curato da Cinzia Pitingaro, poetessa castelbuonese, e altri poeti che verranno da tutta la provincia di Palermo. Aggiungo di più, avremo un omaggio che faremo in quella serata al grande maestro Ennio Morricone, che è scomparso poco più di un mese fa, e al quale dedicheremo il nostro omaggio, il nostro ricordo. Partiremo proprio con una musica che tocca le corde di noi castelbuonesi, che è la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso,
Nuovo Cinema Paradiso, che per una parte è stato girato anche a Castelbuono, e mi piace concludere dicendo che Castelbuono, al di là di tutto quello che ci siamo detti, è anche un paese da Oscar. È vero, noi siamo felici in questa giornata di avere condiviso questa parte della storia, questo racconto, come sempre, per parlare di noi, per parlare della nostra meravigliosa Sicilia. Viaggiamo in Sicilia, conosciamo le nostre terre, certo, sì. Dimenticavo la cosa più bella, che a condurre la serata del 9 sarà la nostra Katiuska Falbo. Grazie, grazie, grazie davvero, sarà un grande piacere, un grande onore. È sempre bello parlare della Sicilia, veramente continuiamo a lavorare insieme, perché insieme si può. Noi a questo punto chiudiamo il nostro appuntamento di oggi, vi diamo appuntamento alle 18 come sempre con Francesco Caravello in Aperitivo Social. Con me ci si rivede naturalmente domani alle 12 con Io Compro Siciliano Live, ma permettetemi, carissimi ospiti, di chiudere come sempre. Un ringraziamento all'assessore Dario Guarcello per aver accettato il nostro invito, un ringraziamento al dottor Rosario Mazzola per aver accettato il nostro invito, ma dovreste per favore venire un po' più avanti, venite, venite. Ok, a questo punto dovreste ripetere con me, io compro siciliano. Siciliano. Ci piace! Questi sono gli uomini che ci piacciono. Viva la Sicilia, viva noi! A domani! Ciao!